La Marna Bianca di Realmonte, candidata a diventare patrimonio dell'UNESCO, messa all'asta. Il proprietario del bene invita l'uomo più ricco del mondo a comprarla. Legalità e trasparenza, segreto protocollo tra ANCE e Prefettura, obiettivo promuovere la collaborazione tra imprese e istituzioni attraverso lo strumento delle white list. All'Istituto Alberghiero Gallo di Agrigento, oggi corso di barman, presenti esperti del settore. A partire da domani a Palma di Montechiaro 3 giorni di eventi, arriva il Gattopardo d'Oro, presenti 4 ospiti importanti appartenenti al mondo del cinema. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. La Scala dei Turchi messa all'asta ed un appello all'uomo più ricco del mondo affinché la compri. Questa è l'ultima clamorosa notizia che riguarda il bene candidato a diventare patrimonio dell'UNESCO. Il servizio di apertura è di Francesco Milano. Ha tutta l'aria di una provocazione la vendita all'asta della Scala dei Turchi, ma è un appello realmente lanciato dal proprietario della famosa Marna Bianca di Realmonte, Ferdinando Sciabarrà, attraverso il Corriere della Sera all'uomo più ricco del mondo, Elon Musk. Questa è l'ultima notizia di quella che appare ormai come una saga interminabile, fatta di recinzioni dell'aria, marce politiche, sequestri giudiziari, cause nelle aule dei tribunali e siparietti televisivi. Ad essere contrapposti ed antagonisti il comune di Realmonte, rappresentato dal sindaco di turno, oggi Sabrina Lattuca, prima Lillo Zicari, ed il proprietario della Scala dei Turchi, Ferdinando Sciabarrà, rappresentato dallo studio legale di Giuseppe Scozzari. Adesso Sciabarrà lancia un appello al proprietario di Tesla, che ha da poco tempo acquistato anche Twitter. Queste le sue parole. Dopo un anno di mancate promesse metto all'asta la Scala dei Turchi e lancio un appello ad Elon Musk affinché possa comprarla e proteggerla. La dichiarazione di Sciabarrà è indirizzata principalmente al comune di Realmonte e alla regione Sicilia. La regione, sottolinea Sciabarrà, l'anno scorso promise di interessarsi alla gestione e l'amministrazione comunale, invece di realizzare i controlli, ha riaperto una causa civile per rivendicare il bene attraverso l'usucapione. Inoltre la preoccupazione del proprietario della Scala dei Turchi e del suo legale riguarda soprattutto la difficoltà di gestire l'afflusso di gente in una zona che è stata più volte dichiarata a rischio crollo. Lo stallo, prosegue Scozzari, ci preoccupa perché temiamo per le responsabilità che possono derivare da tanta indifferenza. Non abbiamo la forza di gestire il flusso in sicurezza perché nessuno si faccia male, ha affermato Sciabarrà, che ha poi concluso: se le istituzioni siciliane non sono capaci, ben venga qualcuno come Musk, purché la renda fruibile, gratis, come abbiamo fatto noi da sempre. Legalità e trasparenza nel settore edile, siglato protocollo, un accordo sottoscritto dal prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa e il presidente provinciale ANCE Calmero Salamone. Il documento, facendo leva sulla collaborazione fra imprese e istituzioni, promuoverà la cultura della legalità facendo ricorso allo strumento delle white list. Vediamo. Sua Eccellenza, come definito dal Presidente dell'ANCE Carmelo Salamone, questo è un protocollo d'intesa sinergico. È un altro tassello che aggiungiamo a un percorso che abbiamo avviato da un po' di tempo, che è quello proprio di coinvolgere anche i soggetti privati in un'attività di prevenzione, di controllo, di diffusione anche, se direi, della cultura della legalità. Condivido questa espressione usata dal Presidente Salamone, perché si tratta in qualche modo di estendere anche al privato, quindi alle aziende private, una serie di controlli, mettendo a disposizione gli strumenti che la pubblica amministrazione ha: banca dati nazionale antimafia, white list, in un settore che è strategico, delicatissimo, che è quello dell'edilizia. Quindi diciamo che è ambizioso questo protocollo, che è stato stipulato a livello nazionale tra il Presidente nazionale di ANCE e il Ministro dell'Interno qualche mese fa, e che a poco viene calato nelle singole realtà locali. Lo stiamo facendo anche qui ad Agrigento, nella prospettiva di una forma di collaborazione con questa associazione che raggruppa le imprese edili del settore privato,
proprio per consentire a tutte le imprese che vogliono lavorare nel pieno rispetto delle regole di attingere a tutte le informazioni anche sui loro fornitori e i subappaltatori. Ecco, anche questo rientra in quella sicurezza condivisa e partecipata anche con i cittadini. Intanto lo Stato deve elevare il livello di controlli ed è quello che stiamo facendo soprattutto in certe realtà complicate, difficili. Mi riferisco per esempio alla situazione di Canicattì, dove avete visto, insomma, è sotto gli occhi di tutti, ci sono controlli serrati. È chiaro che però poi i cittadini devono sempre collaborare, i cittadini devono non limitarsi a dire noi abbiamo ricevuto, è successo questo, questa intimidazione, ma collaborare significa anche dare indicazioni, spiegare che cosa può esserci dietro a questi episodi. Le forze dell'ordine in buona parte riescono, anche se si tratta di indagini spesso lunghe e complesse, quindi naturalmente di intesa con la magistratura, riescono ad arrivare all'individuazione di responsabili, ad inquadrare questi episodi che purtroppo si stanno moltiplicando, che spesso sono anche frutto di microcriminalità spicciola. Diciamo che c'è un risveglio, ahimè, probabilmente a seguito della fine della pandemia e del ritorno a quella tanto auspicata normalità, che purtroppo sta dando questi frutti, questi risultati. Comunque noi abbiamo il compito di stare sempre, come dire, allerta, alzare il livello di attenzione, chiedendo anche la collaborazione dei cittadini. Se è lasciato così, tutti sono pezzi di carta, bisogna capire le persone e le aziende e i loro rappresentanti di quando messo in carta riescono a mettere poi in pratica. Non c'è dubbio che questa è un'altra barriera che viene sollevata nei confronti delle tentate infiltrazioni criminali all'interno delle imprese sane, e vi posso dire che nel territorio agrigentino imprese sane ce n'è anche tante. Senza dubbio deve essere la coscienza di ognuno di noi e cercare di essere sempre pedissequi a quelle che sono le regole, e seguendo quelle sicuramente si arriverà a un obiettivo. C'è anche un grido d'allarme lanciato da diverso tempo da parte sua: i pagamenti in netto ritardo dalla pubblica amministrazione. Assolutamente sì. La cosa che stride in tutta questa storia è la problematica che noi abbiamo ogni anno nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni, dove praticamente noi abbiamo fatto il nostro, facciamo il nostro. Oggi è un esempio lampante che quando siamo chiamati a metterci la faccia noi lo facciamo con coscienza. Non riesco a capire per quale motivo la pubblica amministrazione non riesca mai a essere, come voglio dire, pedissequa al comportamento e ai contratti firmati con le imprese. Non possiamo aspettare un anno per i pagamenti dovuti. L'impresa, abbiamo anche le nostre dignità e la nostra dignità di impresa va rispettata, incominciando proprio dalle pubbliche amministrazioni e dai nostri politici regionali. Il presidente provinciale dell'ANCE, Carmelo Salamone, punta il dito contro il governo annunciando: trasferiremo gli atti alla Corte dei Conti. Se dopo aver accumulato un ritardo, continua il presidente dell'ANCE Salamone, di oltre 1 anno e mezzo, chi ha ruoli pubblici può rispondere agli imprenditori esasperati con un laconico: prima o poi provvederemo a pagare le fatture. Crediamo che sia opportuno agli stessi imprenditori, le cui tasse garantiscono in larga parte il funzionamento della macchina pubblica, possano utilizzare la stessa argomentazione per non versare il dovuto quando arrivano le cartelle esattoriali, a intervenire ormai sul cronico problema del mancato pagamento delle fatture nei confronti delle imprese che hanno svolto lavori per le pubbliche amministrazioni. Continua a essere il presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili di Agrigento Salamone. Già mesi fa, continua Salamone, nel silenzio istituzionale più totale denunciavamo come la Regione avesse dimenticato di pagare le aziende che avevano svolto o stavano svolgendo lavori pubblici in varie zone dell'isola, costringendo così gli imprenditori a indebitarsi per pagare stipendi, materiali
Oggi leggiamo con sconcerto dichiarazioni stupefatte di alcuni assessori regionali che sembrano avere scoperto come da 1 anno e mezzo la regione sia purtroppo inadempiente nei confronti di centinaia di imprese, e tutto questo è francamente intollerabile. Speriamo quantomeno che il vicepresidente Armao, e che aveva annunciato mesi fa la volontà di dormire in assessorato fin quando la situazione non si sarebbe risolta, sia almeno tornato a casa. ANCI Agrigento ha quindi annunciato che sosterrà gli imprenditori che volessero agire legalmente nei confronti della Regione per il recupero di quanto dovuto e ottenere il pagamento degli oneri connessi al ritardo. Fatto questo, conclude Salamone, trasferiremo gli atti alla Corte dei Conti affinché si possano accertare le responsabilità personali di questo stato di cose. Ci auguriamo infine che non siano ancora una volta le casse pubbliche a pagare gli errori dei singoli. Un 62enne pensionato di Sciacca è stato denunciato per l'ipotesi di reato di lesioni personali dopo aver aggredito il figlio 19enne al culmine di una lite. Il giovane è stato soccorso e medicato al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca e non è in gravi condizioni. Alla base dell'aggressione ci sarebbero futili motivi. A scongiurare il peggio sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sciacca che, dopo aver ricevuto una segnalazione, sono intervenuti immediatamente. I militari dell'Arma hanno avviato l'iter per il codice rosso che salvaguarda le vittime di aggressione. Una busta contenente 3 fogli di insulti e minacce, 3 cerotti e un fazzoletto sporco di sangue, quanto recapitato ad un commerciante cinquantenne titolare di un'attività ad Agrigento nel quartiere Villaggio Mosè. L'uomo è andato subito a denunciare l'accaduto ai carabinieri. I militari dell'Arma, nel massimo riservo, hanno avviato le indagini per tentare di risalire all'autore di quella che ha tutte le caratteristiche di una intimidazione. Ad Aragona la protesta di 92 lavoratori ASU del comune. Il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, ha espresso solidarietà. Il nostro direttore Arturo Cantella. Monta ad Aragona la protesta dei 92 precari ASU. I lavoratori hanno deciso di scioperare per 3 giorni, paralizzando così di fatto i servizi comunali aragonesi. Protestano perché la loro posizione lavorativa sarebbe irregolare. Non hanno mai avuto alcun riconoscimento contributivo e previdenziale da parte della regione siciliana. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Aragona, Peppe Pendolino, esprimendo solidarietà ai precari ASU del comune e chiede fortemente l'intervento risolutivo della regione siciliana. Sentiamo il primo cittadino Pendolino. Guardi, innanzitutto devo dire che questi lavoratori ASO fanno bene a farsi sentire, perché non è possibile che dopo 25 anni ancora ci siano lavoratori in nero legalizzati. Di questo si tratta, mi dispiace dirlo, però oggi più che mai la Regione deve cercare di trovare la giusta interlocuzione con lo Stato centrale per cercare di sistemare queste persone. Questi purtroppo saranno i poveri di domani, mi dispiace dirlo, ma è così. Non è possibile che gente che da 25 anni non ha un giorno di contributo e quindi se ne andrà con il sussidio sociale, non avrà diritto alla pensione, non avrà diritto a niente. Quindi dico, è giusto che il governo regionale, il governo nazionale oggi, che è un momento propizio, dove c'è carenza d'organico, dove sia alla regione, sia alle province, sia ai comuni, c'è uno svuotamento tra la quota 100 e l'età pensionabile, quindi è il momento giusto per dare dignità a queste persone. L'amministrazione comunale di Aragona è a sostegno di questi lavoratori, che sono dei lavoratori ormai essenziali per lo svolgimento delle attività amministrative dell'ente, in quanto anche l'ente comune di Aragona si è svuotato come tutti gli altri enti, e quindi questi ASO spesso si sostituiscono ai dipendenti del ruolo che sono andati in pensione, e non è corretto e non è giusto dare a loro una certezza e principalmente dignità. Continui ritardi nei pagamenti, scatta lo sciopero dei lavoratori delle mense universitarie di Messina. Vediamo.
È inaccettabile che prosegua così, negli appalti in generale spesso ci troviamo di fronte a questa difficoltà a inseguire gli stipendi, a elemosinare gli stipendi. In questo caso la Ad Maiora costantemente paga gli stipendi in ritardo da quando è entrata sull'appalto. Questo mese ci troviamo ancora ad aspettare lo stipendio di marzo, tra 7 giorni matureranno anche lo stipendio di aprile e non abbiamo nessuna garanzia rispetto al pagamento di queste retribuzioni. Constatiamo una regolare inadempienza di ritardo, addirittura ora superiamo un mese di ritardo, cosa inaccettabile nei confronti dei lavoratori. Ognuno ha le sue esigenze di pagare e mantenere la propria famiglia, per cui non abbiamo risposta da parte aziendale, siamo qua a scioperare e andiamo sicuramente ad oltranza nei giorni successivi se non si risolve la situazione. Noi abbiamo ripetutamente sollecitato questa azienda e continuiamo a farla con una giornata di sciopero oggi e ci riserviamo comunque di mettere in campo azioni di lotta rispetto al sempre pagamento degli stipendi. Cuoco, pasticcere, maître, sommelier, cameriere, responsabile di sala, gestore di locali sono solo alcuni degli sbocchi lavorativi di chi frequenta l'istituto alberghiero. Un altro percorso è quello di barman. Oggi gli studenti del Gallo di Agrigento hanno avuto l'opportunità di approcciarsi ad esperti di questo settore. Arturo Cantella. Siamo all'Istituto Enogastronomico Gallo di Agrigento, un corso di barman oggi in corso. Ecco, un'iniziativa sicuramente importante, come è importante anche scegliere la figura del barman. Intanto stamattina il nostro auditorium è aperto nuovamente dopo 2 anni di chiusura per la pandemia e quindi vedere i ragazzi cimentarsi nuovamente nell'auditorium per acquisire competenze è importantissima la dinamica sociale, la socializzazione e poi è importante, molto importante, il corso che si farà oggi, perché il corso di oggi sulla figura del barman dà l'opportunità ai ragazzi di poter scegliere anche nel loro percorso professionale di fare il barman. Ci sono degli esperti, diciamo, abbastanza qualificati del settore, i ragazzi sono tutti attenti con le dovute distanze, anche se c'è un'apertura dovuta alla pandemia, e faranno 2 turni i ragazzi, un primo turno stamattina, un altro dopo le 11 e così acquisiranno competenze tali da poter esprimere poi nei contesti dove andranno a lavorare questa loro competenza. Siamo a fine anno scolastico, a giorni finisce, insomma un bilancio su quest'anno, sull'attività che avete fatto, le tante iniziative, insomma nonostante il Covid c'è una lenta ripresa. Sì, la ripresa c'è e i ragazzi ne hanno tantissima voglia perché questa chiusura li ha costretti un poco a stare, abbiamo organizzato altri eventi, li hanno fatto stare col telefonino e quindi chiusi a casa quando c'era la didattica a distanza. Quest'anno fortunatamente la didattica è stata in presenza, però con i limiti dovuti, non appena il ragazzo era col Covid doveva rimanere a casa e quindi fare la didattica a distanza. Però devo dire che i ragazzi con la loro voglia, i docenti con la loro voglia che hanno di apprendere sempre di più, acquisire competenze nuove, sono ben felici di iniziare nuovamente con la vita normale, un percorso che loro hanno, diciamo, intrapreso e che vogliono portare al termine con le migliori competenze possibili. Corso interessante qui con i ragazzi del Gallo per spiegare quanto è bello, quanto è necessario, quanto è importante fare il barman. Ecco, perché scegliere la professione del barman? Perché innanzitutto negli ultimi anni, scusami Leo, mi potete spostare perché, scusa. Allora, perché come tutti gli altri settori, anche un operatore del banco bar competente e preparato serve. Non serve solo un buon chef, un pasticcere, un maître, ma serve pure un ottimo operatore del banco bar, che negli ultimi anni è stata una figura molto bistrattata, ma col cambiamento dei tempi, che tutti sappiamo, questa figura ha iniziato ad avere una sua rilevanza, la sua importanza. Bere consapevolmente, bere bene, negli ultimi anni si è un po' tralasciato. È una figura che negli ultimi anni ha avuto più richieste di altri settori.
Quindi perché essere tutti chef se in realtà servono molti barman? Scegliere pure questo settore per far sì di immettersi subito nel mondo del lavoro. Insieme al barman Siracusa abbiamo organizzato questa bellissima giornata per tenere i ragazzi un po' impegnati in un'attività ben diversa dalla classica formazione, dove i ragazzi oggi andranno a vedere quello che sarà lo stile libero di bartender, a differenza del classico diciamo, operatore di bar che noi cerchiamo di formare a scuola, anche se ogni tanto inseriamo anche lo stile diciamo, di bartender. Oggi Salvo Siracusa darà una bellissima dimostrazione, spero tanto che sia una giornata valida e piena di entusiasmo per i ragazzi. A Siculiana ieri la festa del 3 maggio dedicata al crocifisso nero, santo patrono della città. Vediamo. La festa del Santissimo Crocifisso di Siculiana culmina il 3 maggio con la solenne processione del simulacro, avvenuta proprio nella giornata di ieri, ed è certamente l'evento religioso più sentito della comunità siculianese da oltre 4 secoli. Durante la tradizionale funzione della calata di Duvero del giorno precedente, il 2 maggio, all'uscita dal santuario della Vara, il 3 maggio al suo rientro a tarda notte, la banda musicale intona le note dell'inno al crocifisso e i fedeli ne cantano il testo del coro. Ogni 3 maggio il simulacro viene portato in processione con tipici bruschi movimenti e picchiate della vara che la credenza popolare attribuirebbe alla volontà del santo. Diverse manifestazioni prodigiose sono state ascritte alla storia del drammaturgo Santissimo Crocifisso, tra cui quelle del 1843 e del 1897, quando durante la processione il fercolo o la vara che alloggia il crocifisso ebbe dei comportamenti razionalmente spiegabili. L'attuale vara viene concepita nel 1848 come sormontata da un tempietto a mo' di cielo, ma a causa della grande mole che ne rendeva difficoltoso il trasporto in processione, la copertura venne rimossa e sistemata nella cappella del battistero di Siculiana sulla fonte battesimale. Il fercolo per tradizione viene portato a spalle in processione dai fedeli, che nella maggior parte dei casi si tramandano il privilegio da padre in figlio. Il 3 di maggio del 1939 il vescovo di Agrigento Giovan Battista Peruzzo venne a Siculiana per incoronare pubblicamente il Santissimo Crocifisso con una corona d'oro offerta dai devoti. Il cinquantenario dell'evento è stato celebrato con la medesima solennità nel 3 maggio del 1989 alla presenza allora del vescovo di Agrigento Ferraro. Una caratteristica pratica di culto e di devozione è il pellegrinaggio fino ai piedi del simulacro, fatto spesso a piedi scalzi dai siculenesi e dalla moltitudine di fedeli provenienti da ogni dove per sciogliere i voti, specie durante i giorni di festa. Presentato il nuovo libro dell'empedoclino Dino Caldarera dal titolo La mitica targa Florio del 1955, location la torre Carlo V di Porto Empedocle. L'iniziativa si è svolta ieri e fa da apripista alla prima giornata del Giro di Sicilia, che vede protagoniste 200 auto storiche. La città marinara domani giorno 5 maggio attende l'arrivo della carovana dei partecipanti provenienti da tutto il mondo. Francesco Milano. Siamo alla Torre Carlo V di Porto Empedocle per la presentazione del libro La mitica targa Florio di Dino Caldarera, una manifestazione, quella della competizione automobilistica più antica del mondo, che è da sempre motivo di vanto per la Sicilia sia a livello nazionale che internazionale. Sì, la targa Florio è la gara più antica del mondo del campionato mondiale sport. Noi vogliamo commemorare e onorare questa manifestazione
come anticipo del Giro di Sicilia che si svolgerà prossimamente da giovedì. Giovedì infatti passerà il Giro di Sicilia da Porto Empedocle e ci sarà una sosta. Allora, nell'attesa del passaggio del Giro facciamo questa manifestazione, questo ricordo della Targa Florio, la gara più bella e più antica del mondo. Nel suo libro lei parla soprattutto del rapporto che lega i tifosi siciliani alla storica gara, un rapporto che è soprattutto di appartenenza. Sì, perché è un'idea geniale di Vincenzo Florio quello di creare un circuito aperto al pubblico, con il pubblico che era partecipante, era protagonista, perché tutta la Sicilia si muoveva lungo 1100 km del percorso, prima per il Giro di Sicilia e poi per la Targa Florio, quei 72 km tra le Madonie, sali, scendi, il rettilineo di Bonfornello e tutta la popolazione, tutto il popolo della Sicilia che arrivava a vedere quella gara lì con tutti i mezzi, treni affollati, autobus, carretti, insomma era tutta la Sicilia in movimento, si muoveva quel giorno, era tutta la Sicilia unita, era il popolo siciliano che si ritrovava unico e solo in un ideale che era quello dello sport, del godere, della comunione di quel momento. Il comune di Porto Empedocle ha accolto l'invito dell'autore Dino Caldarera e ha ospitato la presentazione del suo nuovo libro presso la Torre Carlo V di Porto Empedocle. Un commento a proposito appunto del libro e dell'importanza di presentare un evento del genere nella città empedoclina. Devo dire innanzitutto grazie all'ingegnere Saviteri che ha organizzato questa manifestazione qua alla Torre e mi ha dato l'opportunità di conoscere un empedoclino che da giovane è emigrato via, però rimanendo attaccato a questa terra. E nel momento in cui ha scritto questo libro che parla del Giro di Sicilia, quindi della mitica Targa Florio, ho ritenuto opportuno presentare questo libro a Porto Empedocle. Questo dà il senso della misura di Dino Caldarera che, nonostante manchi da questa terra da diversi anni, ha ritenuto opportuno presentare questo libro qua a Porto Empedocle. Quindi per noi è un onore ospitarlo e penso che in seguito faremo ulteriori manifestazioni insieme, visto che il giorno 5 passerà la mitica Targa Florio, il Giro di Sicilia qui da Porto Empedocle, che rappresenta un'importante edizione, diciamo già storica. Da quanti anni adesso? Da parecchi anni, che dall'89, e come diceva poc'anzi Dino Caldarera, la Targa Florio è dal 1906. Mi sono anch'io documentato, pur non essendo un appassionato di macchine, guardando questo libro e leggendolo, sfogliandolo, mi sono reso conto che c'è un lavoro dietro certosino che fa onore a Dino Caldarera e a Porto Empedocle. Il Giro di Sicilia è in programma per giovedì 5 maggio, ma anche la presentazione di oggi del libro di Dino Caldarera sono un'occasione per promuovere le bellezze dei comuni siciliani e per promuoverne il turismo e la cultura. Allora, grazie all'amico illustre concittadino Dino Caldarera, noi ospitiamo questa manifestazione del Giro di Sicilia di Autostorica da ben 5 anni. E ci siamo distinti per l'accoglienza che facciamo ogni anno agli equipaggi provenienti da tutta Italia e anche dall'Europa. Queste manifestazioni di accoglienza hanno un unico scopo, quello di promuovere il nostro territorio attraverso le eccellenze della produzione enogastronomica della nostra zona, e quindi ogni anno diamo ad ogni equipaggio un bag turistico dove mettiamo dentro i prodotti dell'enogastronomia, ma mettiamo anche le brochure della nostra zona, di Porto Empedocle in particolare, della Valle dei Templi, e accompagniamo anche con le brochure dei vari sponsor. È una manifestazione veramente che ci dà tanto riconoscimento, e quest'anno, dopo ben 5 anni, Porto Empedocle è diventata tappa di arrivo, quindi la prima tappa di questo Giro di Sicilia, Palermo-Porto Empedocle, sosterrà nella nostra cittadina, dove gli equipaggi avranno la possibilità di visitare
questo importante monumento storico che è la Torre di Carlo V. Libertà di stampa e media locali è stato il tema di un interessante webinar organizzato dalla Società Dante Alighieri. Abbiamo voluto mettere al centro di questo incontro le varie sfaccettature relative alle nuove forme di comunicazione, ha sottolineato il presidente della Società Dante Alighieri Enza Ierna. Abbiamo posto l'accento anche sul ruolo della stampa cattolica, di quella televisiva e della gestione dell'informazione. È stato un ricco e attento confronto, conclude Enza Ierna. A partire da domani a Palma di Montechiaro 3 giorni di eventi. Arriva il Gattopardo d'Oro, presenti 4 ospiti importanti appartenenti al mondo del cinema. Arturo Cantella. Il sindaco del comune di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, la presidente dell'istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Letizia Pace, presentano il premio Gattopardo d'Oro. Tra le iniziative in itinere l'esposizione dell'antico arazzo della collezione Bilotti Raggi d'Aragona da Raffaello, Ananias e Zafira, in esposizione fino al 15 maggio prossimo presso il Palazzo Ducale. Giorno 5 maggio alle ore 20 un concerto sulle note del cinema a cura dei docenti degli istituti musicali Cangiamila e Tomasi di Lampedusa, presentato dalla giornalista Margherita Trupiano. Quindi a seguire il 6 maggio alle ore 20 Suoni e colori del mondo si fondono in un viaggio musicale a cura del trio Jarat. Il 7 maggio quindi il premio Gattopardo d'Oro con il taglio del nastro, con l'inaugurazione del cineteatro in piazzale Matteotti alle 20:30, quindi a seguire alle 21 presso la scalinata della Chiesa Madre con gli artisti Nino Frassica, Cesare Bocci, Francesco Benigno. Lo spettacolo è presentato da Angelo Palermo, suonerà il trio Trix, direttore artistico dell'evento Marco Gallo. Che il 5, il 6, 7 maggio ci sarà il premio Gattopardo d'Oro a Palma di Montechiaro, quindi si svolgerà in queste 3 giornate, verranno artisti e personaggi importanti dello spettacolo. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Sequestrati più di 200.000 euro a una falsa invalida, percepiva pensione da quasi 40 anni. Vediamo. Per 39 anni avrebbe simulato una grave disabilità mentale. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito il sequestro preventivo disposto dal GIP di Termini Imerese su richiesta della Procura per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Le indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno verificato che l'indagata di 67 anni, residente in provincia di Palermo, ha simulato l'infermità mentale per beneficiare di un trattamento pensionistico di invalidità civile integrato dall'indennità di accompagnamento dal dicembre del 1983. La donna, nel corso degli accertamenti sanitari a quell'epoca svolti, sarebbe riuscita a ingannare la commissione medica, risultando affetta da una grave patologia, diagnosi successivamente confermata nel 2010, che le ha garantito un trattamento pensionistico di oltre 800 euro mensili. In realtà, alla luce degli elementi raccolti dai finanzieri, sarebbe autonoma e in grado di provvedere alle proprie necessità, senza alcun aiuto. È stata osservata mentre era intenta a fare la spesa al mercato rionale, interagendo normalmente con clienti e commercianti, e inoltre le foto estrapolate dal suo profilo social la ritrarrebbero in atteggiamenti verosimilmente incompatibili con la patologia certificata. In una immagine, ad esempio, l'indagata compie attività ludico-motoria, nonostante sia stata riscontrata non rispondente a stimoli esterni. Il GIP ha così emesso il provvedimento cautelare di sequestro per 205.559 euro, pari alle somme che nel tempo ha percepito. Cala il sipario. L'ex consigliere comunale di Palermo, Giulio Cusumano, che avrebbe sperato di creare un binomio lavorativo e di opportunità con Angela Fundaro Mattarella, vicepresidente della Fondazione Sant'Elia, ed ex moglie di Bernardo Mattarella, avrebbe promesso alla donna anche un incarico politico, una delega al turismo, insomma. Dalle intercettazioni emergerebbe infatti come Cusumano le avrebbe dato delle dritte per farsi finanziare progetti dal comune, cosa
che non sarebbe mai andata in porto, facendo pressioni anche sul vice sindaco Fabio Giambrone. Cusumano, lo ricordiamo, è finito ai domiciliari mentre Fundaro Mattarella è indagata a piede libero. Tantissimi gli eventi organizzati dalla donna nel tempo e basta scorrere i suoi profili social per trovare sue fotografie con magistrati, artisti, scrittori e persino con il Papa. Il 15 maggio prossimo al Politeama con Inner Wheel avrebbe organizzato un evento per il 30ennale delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, e la notizia dell'inchiesta in cui la donna è coinvolta sta adesso creando un po' di perplessità. L'evento comunque si dovrebbe fare, sono anche previsti importanti interventi. Annoveriamo ad esempio Giuseppe Ayala, Ignazio De Francisci, Giuseppe Di Lello, l'ex presidente del Senato Piero Grasso, Leonardo Guarnotta, Alfredo Morvillo, Gioacchino Natoli, Maria Falcone, Francesco Messina, direttore centrale anticrimine della polizia, e ancora il questore Leopoldo Laricchia. Importanti anche i nomi dei giornalisti invitati all'evento, da Felice Cavallaro a Francesco Lalicata, Andrea Purgatori, Sigfrido Ranucci, Salvatore Cusimano e Francesco Vitale. Sentimi, la cosa di turismo, niente? Affondò, è vero? Non ne avete più parlato con... E tu mi dicevi una delega per il turismo? Così chiedeva Cusumano Fundaro Mattarella in una intercettazione del 2019. Cusumano replicava: quella è una cosa politica, che discorsi sono? Quello è un incarico politico. Non ha detto no, ha detto che dobbiamo lavorarci. Ora giovedì ho l'incontro e uscirò col tuo nome. Cusumano in quella conversazione suggeriva a Fundaro come muoversi per presentare un progetto all'assessorato, alle attività sociali, servendosi però di una terza persona. La donna non sembrava convinta. E se poi non si fa, vedi se invece insisti su ste cose del turismo, che è meglio, a quello gli danno 20.000 euro. Per questo io preferirei questa cosa del turismo, anche perché uno ci lavora materialmente. L'ex consigliere comunale in un altro caso raccomandava: al telefono non si parla, vai a parlare con quello. Non lo sai mai se ha il telefono sotto controllo. È uno che gira soldi, cose. E Fundaro. A me lo dicono pure gli amici miei magistrati. Cusumano avrebbe comunque dato dei consigli su come gestire eventuali progetti del comune. Devi avere persone tue. Tu metterai lì una persona che formalmente è 2.000 euro, ma poi gliene darai invece 1.000. Secondo l'accusa, insomma, Cusumano avrebbe usato la sua attività con finalità elettorali, tanto che sarebbe arrivato a lamentarsi con il vice sindaco Giambrone e anche a ricattare la giunta, raggiungendo comunque poi una pax con Orlando. Marketing applicato all'architettura, e questo è il tema dell'ultimo seminario di aggiornamento professionale dell'Ordine degli Architetti di Agrigento. Arturo Cantella. Marketing applicato all'architettura, e questo è il tema del prossimo seminario di aggiornamento professionale dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, dal titolo Nuovi clienti e nuovi progetti, strumenti di marketing applicati all'architettura. Il seminario sarà coordinato dal Dipartimento Lavoro e Nuove Opportunità dell'Ordine. Si svolgerà in modalità webinar il prossimo 6 maggio dalle 15 alle 19. L'iniziativa si inserisce tra le attività formative dell'Ordine volte a garantire agli iscritti quegli strumenti essenziali per valorizzare e promuovere la figura professionale dell'architetto. Sarà un'interessante occasione di approfondimento, come afferma l'architetto Angela Muratore, coordinatrice del Dipartimento Lavoro e Nuove Opportunità dell'Ordine. Quello che presentiamo oggi è un'iniziativa che si iscrive a pieno titolo in quelle che il Consiglio ha deciso di portare avanti sin dall'insediamento, volte a valorizzare quella che è la figura dell'architetto come libero professionista e a dare quanti più strumenti per l'approfondimento professionale. Il corso si svolgerà in modalità webinar giorno 6, sarà tenuto da Distinctive Mark, che è una società che si occupa di marketing applicato all'architettura,
e parleremo proprio di quelli che sono i temi principali del marketing, quindi l'individuazione del target di riferimento, dei clienti che rientrano nel proprio target, le tecnologie di comunicazione che possono essere utilizzate e anche i metodi per comunicare i propri progetti, il proprio lavoro ai nuovi clienti o per fidelizzare quelli che già abbiamo. Inoltre parleremo di come comunicare attraverso i social, attraverso i siti dedicati, ma anche attraverso metodi più semplici come può essere quello del passaparola. Tra l'altro il corso sarà solo il primo step, perché è prevista anche la possibilità per tutti i partecipanti di usufruire di un incontro di coaching gratuito in cui poi applicare quelli che sono i concetti di cui parleremo nel corso alla propria situazione professionale, alla quotidianità lavorativa. Io trovo che questa sia una bella occasione, anche perché i temi verranno affrontati da addetti ai lavori, da un architetto, da un interior designer, da un manager e coach, che quindi sviscereranno i temi legati al marketing, ma lo faranno con un occhio interno alla professione. Ed è importante parlarne perché è facile in questo momento trovare metodi per proporsi, penso appunto ai social, ai siti specifici, ma ci sono anche tanti sbocchi lavorativi in questo momento ed è importante trovare il proprio mercato di riferimento. Mi auguro che i colleghi possano apprezzare questo evento, mi auguro che venga partecipato e soprattutto che usufruiscano poi dell'opportunità personale che gli viene data di approfondire la propria situazione lavorativa. Da oggi sarà possibile trovare tutte le informazioni su questo evento sul sito, sarà possibile iscriversi e ricordo anche che la partecipazione al corso dà diritto all'ottenimento di 4 CFU per l'ottenimento dei crediti formativi professionali obbligatori per l'aggiornamento. Oggi l'evento di inaugurazione della nuova stazione marittima del porto di Palermo. Vediamo. Non si vede il comandante? Piano. Atti per la storia. Vero che l'assessore degli altri La straordinaria conferma del ruolo strategico che svolge l'autorità di sistema portuale presieduta da Pasqualino Monti, che ha rivoluzionato questa struttura e con questa le altre strutture di competenza Cile occidentale, dimostrando una straordinaria volontà di collaborazione con l'amministrazione comunale, con la quale si è creato un rapporto straordinario, ben lontano dal tempo nel quale il porto sembrava una zona off limits, assolutamente separata rispetto alla vita della città. Io credo che oggi si possa affermare che il porto è Palermo, Palermo è il porto, e questi investimenti, così come gli altri all'Acqua Santa, quelli già realizzati a Sant'Erasmo, quelli che sono in via di realizzazione nel modo trapezoidale, faranno di questa struttura una delle parti più belle della città, e non un bel porto, ma una bella parte della città di Palermo. Come dire, un'ulteriore tappa, no? nel processo di riqualificazione del nostro porto. Avevamo costruito una struttura momentanea alle spalle di questo terminal, assolutamente degna ma inadeguata rispetto a quello che è il traffico che spetta di diritto a questa città, a questo porto. Siamo molto felici perché, ripeto, è un ulteriore tassello importante, sono 9.500 metri quadrati di strutture assolutamente moderne, tecnologicamente avanzate, che rispondono alle esigenze del mercato. Saranno gestite da una società che si chiama West Sicily Gate, che al suo interno ha 2 tra i più grandi armatori al mondo delle crociere, che sono MSC e Costa. Porteranno e potranno gestire 1,5 milioni di passeggeri l'anno, quindi vi lascio immaginare qual è il ritorno e l'indotto che tutto questo può generare sull'economia di questa meravigliosa città. Quali sono le prossime tappe adesso? A giugno dell'anno prossimo inauguriamo i lavori del trapezioidale, ulteriori 9.000 metri quadrati di eccellenze dal punto di vista delle strutture ricettive, quindi 1.600 metri quadrati di strutture che ospiteranno le eccellenze enogastronomiche siciliane, 3 ristoranti bordo acqua, un convention center da 250 posti a sedere, una parte di clubhouse destinata al porticciolo turistico della Cala, perché ci si è dimenticati che quello è un porticciolo turistico, e finalmente un sito monumentale che non è più il parcheggio di un ristorante ma che sarà un museo multimediale, la cui gestione è stata assegnata per i prossimi 30 anni alla società che gestisce le Vie dei Tesori.
quindi il racconto finalmente di un sito monumentale unico al mondo inserito in un contesto che è quello del percorso UNESCO, quindi penso un unicum veramente a livello non solo europeo ma a livello mondiale. Ecco, l'anno prossimo avremo quest'ulteriore tappa, siamo ormai alla fase di costruzione dei primi piani degli edifici, i lavori corrono nel rispetto dei tempi, la fine della data contrattuale è luglio del 2023, ma noi siamo convinti di consegnarlo e di inaugurarlo a giugno del 2023. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale, grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi, a presto.